Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che è una delle serate clou di questa festa dell'Italia dei Valori, perché si parla di un argomento molto importante, un argomento che sta a cuore sia all'Italia dei Valori, ma sta a cuore anche a quello schieramento vastissimo che ha promosso il referendum sul lavoro, sugli articoli 18 e 8. Lo slogan è lotta per il 18, che vuol dire lottare per i propri diritti, per i diritti dei propri figli, vuol dire lottare perché il lavoro riconquisti una dignità che in questi anni ha perduto. Questa sera ne parliamo con dei protagonisti assoluti di questa vicenda, a cominciare dai promotori del referendum. C'è Maurizio Zipponi dell'Italia dei Valori, Giorgio Airaudo della FIOM e poi un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, che non è nel comitato formalmente, ma credo che lo sia profondamente con il cuore, che è Fausto Bertinotti, che saluto e ringrazio di essere questa sera qui con noi. Anna Maria Tedeschi, consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Questa sera vogliamo cominciare proprio perché siamo convinti che questo referendum è un referendum che tocca da vicino la vita delle persone. Non è un referendum ideologico, come qualcuno dice, è un referendum che riguarda la vita delle persone, come si difende il diritto di queste persone ad avere un lavoro. Allora cominciamo subito con Maurizio Acquaviva, cassintegrato della Pozzi Ginori, che ci racconta la sua storia per introdurci alle ragioni che ci hanno spinto a convocare questo referendum. Prego Maurizio. Allora, raccontaci la tua storia, la tua fabbrica, in che situazione è. Buonasera a tutti, grazie dell'opportunità che mi avete dato per esprimere quello che stiamo vivendo sulla nostra pelle come tanti altri lavoratori. Allora, io sono un dipendente della Pozzi Ginori, l'unico ultimo stabilimento del Sud Pontino, e fa parte del gruppo Sanitec multinazionale finlandese. L'azienda mi aveva incaricato di cambiare quelle logiche manutentive per trasformarle con delle logiche rivolte al risparmio energetico e al miglioramento della produttività dello stabilimento. Fino al 2006 noi eravamo il fiore all'occhiello del gruppo Sanitec, successivamente non solo del gruppo Sanitec, ma anche uno stabilimento produttivo di sanitarie ceramiche innovato a livello europeo. Però che cosa succede? A un certo punto nel 2007 vengono investiti 6 milioni di euro. 6 milioni di euro per la costruzione di forni e pressiccatoi che non hanno previsto il recupero energetico dei gas che andavano in atmosfera, per cui erano tutte energie sprecate. Da una parte venivano buttate in atmosfera e a fianco c'erano ulteriori macchine che per riscaldare gli ambienti produttivi a servizio del processo tecnologico venivano prodotti da altre macchine. A questo punto che cosa avviene? Avviene un cambiamento di quello che è stata la politica vincente di questo stabilimento, ossia emerge una politica non più di essere concorrenziale sul mercato, ma diventa una fabbrica di debiti. In che senso diventa una fabbrica di debiti? Nel senso in cui i volumi produttivi scendono, nonostante che i volumi produttivi scendono, vengono inseriti all'interno interinali, 50 interinali al mese per diversi anni, vengono inseriti consulenti che hanno succhiato solo soldi dallo stabilimento senza dare nessun apporto, vengono spostate le persone professionali, cioè che conoscevano il loro lavoro, sostituite con delle persone che del loro lavoro non sapevano quasi niente. Per cui che cosa si è creato? Si è creato un problema di discesa delle rese, ossia per vendere un pezzo eravamo costretti a farne due. Non solo questo, era già pronto un progetto che faceva risparmiare il 50% su alcune attività produttive,
per esempio sull'applicazione dello smalto. Che cosa significa? Significa che se io quel processo lo pagavo 4 euro, applicando quella tecnologia che non costava nulla perché era solo da applicare, non c'erano investimenti da fare, ci avrebbe fatto risparmiare 2 euro, che sui volumi produttivi di oggi, 500.000 euro, avrebbero portato nelle casse dello stabilimento circa 1 milione di euro. Vista questa politica ormai allo sfascio dello stabilimento, siamo stati, visto anche l'incarico che noi avevamo, abbiamo segnalato non solo alla dirigenza locale, ma mano a mano abbiamo praticamente informato tutta la gerarchia fino ad arrivare all'amministratore delegato della multinazionale, denunciando, segnalando questo cambiamento politico. Non solo, ci siamo rivolti a istituzioni sia comunali, provinciali, regionali. E allora che cosa è successo? È successo che comunque lo stabilimento ha chiesto lo stato di crisi, oggi siamo in cassa integrazione, nonostante che siamo in cassa integrazione lo stabilimento mette fuori 10 persone, ma dall'altra parte fa 2000 ore di straordinario per recuperare il lavoro di quelle persone, assume a tempo indeterminato altri dipendenti, che va bene l'assunzione, però se un'azienda dichiara al Ministero che c'è un problema sugli indiretti, mi domando come mai hanno assunto altri indiretti. Per cui la domanda che noi ci facciamo è questa: visto che noi assistiamo continuamente a delle verifiche fiscali, faccio l'esempio dello scontrino, mi domando perché le istituzioni non controllano questi stabilimenti che non fanno altro che creare dei buchi a livello economico e a livello sociale. Mi viene in mente quello che ha detto ultimamente sui quotidiani Squinzi, il responsabile di Confindustria, dove praticamente lui dice che cosa? Dice che è necessario che si capisca da dove nascono queste crisi, che hanno messo in crisi tutto il sistema economico-sociale del territorio, della nazione. Dopodiché è chiaro che è necessario cambiare, sempre questo ha detto il Presidente di Confindustria, queste logiche dei capitali con delle regole del Medioevo. Se praticamente noi abbiamo uno Stato non può essere democratico se alla fine non viene garantito il sociale. Bene, grazie Maurizio. Un'altra storia dalla quale, come avete compreso, abbiamo capito che in Italia si può licenziare, vero? In Italia si licenzia. Non è che prima della riforma Fornero non si licenziasse. In Italia si licenzia e si licenzia anche in modo pesante e, come abbiamo visto, si fanno operazioni che non sono corrette. Adesso però vogliamo ripercorrere in un filmato alcune situazioni che poi ci consentiranno di discutere meglio. Vediamo il filmato e poi torniamo al nostro dibattito. I lavoratori della società Almaviva, che gestisce 3 call center a Roma, sono scesi in strada per protestare davanti alla Regione. Tute blu del Lazio, studenti e precari alla Fiat di Cassino per lo sciopero nazionale proclamato dalla FIOM. Tavolo di emergenza invece a Rieti per affrontare la crisi della retail. Crisi del mercato delle auto in generale e in particolare della Fiat hanno prodotto per ora solo incertezza e angoscia a circa 10.000 lavoratori, se consideriamo anche l'indotto. I vertici dell'Almaviva Contact hanno deciso di mandare in cassa integrazione straordinaria 632 dipendenti. Si sono dati appuntamento questa mattina davanti ai cancelli della sede della Regione Lazio per protestare contro la mancata risposta dell'assessore regionale al lavoro Mariella Zezza alla missiva inviata circa 10 giorni fa, con cui si richiedeva un incontro urgente per fare il punto della situazione. Per 632 dei suoi 2.400 dipendenti l'azienda ha chiesto la cassa integrazione straordinaria a 0 ore, quindi senza stipendio, anticamera del licenziamento in vista della chiusura della sede di Via Lamaro a Cinecittà. Noi chiediamo che l'azienda ritiri assolutamente la procedura di cassa integrazione straordinaria, perché pensiamo che sia assolutamente falsa, in quanto la sta chiedendo per cessata attività ma non cessa assolutamente niente. Tutto il lavoro che stiamo facendo noi qui a Roma non viene cessato ma viene spostato nelle altre sedi che sono in Calabria e in Campania. Sono 569 i lavoratori della Sigma Tau di Pomezia che da un giorno all'altro sono stati messi in cassa integrazione straordinaria a 0 ore. La causa? Crisi aziendale. È una crisi anomala, definiamo così, perché noi abbiamo ottenuto dei risultati di vendita superiori a quanto preventivato all'inizio dell'anno precedente.
e per tutta risposta ti è arrivata come un fulmine a ciel sereno questo fortissimo taglio occupazionale che ci ha spazzato via. Sigma Tau, che cosa rappresenta in Italia? Sigma Tau in Italia rappresenta uno dei più grossi colossi farmaceutici a capitale nazionale. Ha preso soldi pubblici? Vive di soldi pubblici, è nata con i soldi pubblici, si è sviluppata con i soldi pubblici. È lui il colpevole, quello che ci abbandonerà a breve. Di cosa vi occupate voi? Noi siamo dei lavoratori che effettuano dei servizi di letti e cuccette per conto di Trenitalia. Quanti lavoratori siete? In totale tra personale viaggiante, pulizie e manutenzione siamo circa 800 lavoratori. E fra poco sarete a spasso? L'11 dicembre siamo licenziati. Voi per quale società lavorate? Noi lavoriamo per la società Vastel Wagon-Lee, ex Wagon-Lee, oggi Servirail. Quindi Trenitalia vi manda a casa per dare l'appalto nella gestione dei vagoni letto a una società francese. A una società francese precisamente. Come si chiama questa società? Veolia. Lo sanno bene i 1300 lavoratori di Anagni vicino Frosinone che prima lavoravano per la Videocolor di proprietà del grande gruppo francese Thomson e poi sono stati comprati da una grande multinazionale indiana dal nome simile Videocon e le cose sono andate da quel momento di male in peggio. La multinazionale indiana non ha fatto neanche €1 degli investimenti promessi, lo stabilimento è chiuso, gli operai sono in cassa integrazione, ecco vedete i lavoratori mentre occupano l'autostrada Roma-Napoli. Eccoli davanti a Montecitorio. Sotto al Palazzo della Regione. Merita, credo io, il massimo di rispetto e il massimo di impegno da parte della Regione. E qui incatenati davanti ai cancelli della fabbrica in sciopero della fame. Per lo stress e la fatica uno di loro finisce addirittura in ospedale. Stare 7 anni senza lavoro e arrampicarsi sugli specchi, non lo auguro a nessuno. La cassa integrazione non è una bella cosa. Ti ammazza sia moralmente che fisicamente. Diciamo mi stanno dando un vitalizio. Io sono stufo veramente, a 53 anni, di non fare niente dalla mattina alla sera. Sono arrivati gli indiani, ci sono stati presentati come salvatori della patria, hanno annunciato e hanno messo in cantiere un progetto industriale molto ambizioso. Del progetto ambizioso ora rimangono solo i container ancora imballati, con dentro la nuova linea di produzione mai andata in funzione. Fuori montagne di televisori e dentro lo stabilimento completamente vuoto. È una delle 2 linee di assemblaggio finale dei televisori. Complessivamente a regime lavoravano oltre 400 persone nei 2 turni. Il venerdì è un giorno di cassa integrazione alla Fiat di Cassino. Viale Giovanni Agnelli, lo stradone che costeggia gli ingressi della Mirafiori del Sud, è deserto. È dall'inizio del 2012 che si lavora soltanto 3 giorni a settimana. Ormai una consuetudine per i 3.900 dipendenti dell'azienda torinese, 5.000 addetti in tutto il sito. Sarà così sicuramente fino al 15 luglio, dopo un intero 2011 di cassa integrazione ordinaria. Una linea è ferma da 1 anno e mezzo in attesa di nuovi modelli. Su un'altra si producono Bravo, Delta e Giulietta, l'ultimo modello lanciato ormai nel 2010. Oggi per Cassino, 33.000 abitanti e le zone limitrofe, è difficile immaginare un futuro oltre la Fiat, nonostante i numeri attuali testimonino un sottodimensionamento delle capacità produttive del sito rispetto alle 130.000 vetture dato 2011. E noi ci alziamo alle 4 la mattina, facciamo un'ora e mezza di viaggio, il giorno ritorniamo alle 3:30 a casa per 1.000 euro al mese. Poi siamo arrivati a che oggi ti dicono se domani devi venire a lavorare, just in time come dicono loro sulla produzione, a noi lo fanno sulle comunicazioni. Questa è l'immagine dell'Italia, da Termini Imerese a Pomezia, credo anche al nord, ormai siamo arrivati a questo, al fuoco fuori, in attesa, le casse integrazioni, la gente perde il posto di lavoro. I presidi, la gente che dorme fuori, i figli che non sanno come devono mangiare domani mattina, mutui che non sappiamo come pagarli, questo.
Ma le vittime più numerose di questa crisi sono le piccole e medie imprese. Il sistema produttivo italiano si basa in gran parte su piccole, medie e microimprese. Sono loro a risentire maggiormente della crisi. Ma queste non si siedono ai tavoli di concertazione, non balzano agli onori della cronaca. Un rapporto allarmante della CGIA di Mestre, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, denuncia che nel 2011 oltre 11.600 piccole imprese hanno chiuso i battenti per fallimento e dall'inizio di quest'anno 32 imprenditori si sono tolti la vita per problemi legati alla crisi. Allora, questo filmato ci avvicina fisicamente, diciamo, anche al problema del referendum che affrontiamo qui a Roma nel Lazio, e quindi vorrei che Anna Maria Tedeschi, che di questi problemi quotidianamente si occupa in Regione, ci spiegasse un po' che valore può avere questo referendum del lavoro in una regione come il Lazio, così come abbiamo visto in questo filmato, così al centro di una crisi devastante degli equilibri produttivi. Allora, buonasera a tutti. In questi 2 anni e mezzo, tutte queste situazioni, tutte queste vicende, tutte queste avvertenze le ho vissute direttamente come membro della Commissione Lavoro della Regione Lazio. Una Commissione Lavoro che era, dico perché ormai sono sciolte le commissioni, era anche lavoro e politiche sociali. Quindi il connubio di per sé era felice, peccato che poi non ha prodotto granché in termini di risultati concreti, di risposte a tutte queste situazioni. Se non, che cosa? Aperture di tavoli e ricorso agli ammortizzatori sociali e quindi cassa integrazione, cassa speciale, cassa in deroga, tutte le varie tipologie, insomma, e in altri casi la mobilità e, come è stato detto anche nel filmato, la mobilità, ovviamente l'anticamera del licenziamento, l'anticamera. La cosa che più mi ha toccata come membro della Commissione Lavoro e quindi spesso a diretto contatto con l'assessore regionale e spesso ho seguito direttamente queste vertenze ai tavoli regionali, nelle assemblee delle fabbriche, in mezzo alle strade occupate, in mezzo alle autostrade occupate, non solo strade ma anche autostrade occupate. Ecco, la cosa che più mi ha toccato è che la risposta che si è cercato di dare da parte di chi? Da parte delle istituzioni, in primis regionale, e poi anche spesso a livello ministeriale, e parlo di MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, e parlo di Ministero del Lavoro, la risposta era solo e sempre in termini di ammortizzatori sociali o di reperimento risorse per tamponare la situazione, ma mai risposte che potessero dare una vera soluzione a queste crisi industriali, mai risposte oppure aperture di tavoli con l'obiettivo di andare a cercare veramente le cause di queste crisi, di capire perché, qual è l'origine, cosa fare. In termini tecnici si chiamerebbe, siccome vengo dal mondo sempre industriale, problem solving, cioè la soluzione del problema, non tamponare solamente il problema. Il fatto che si faccia ricorso agli ammortizzatori sociali non è una conquista, certo è una conquista dello Stato sociale, d'accordo, ma non può essere la risposta al problema. La risposta è cercare le cause e quindi definire delle politiche industriali, cosa che io non ho mai visto fare in questi 2 anni come consigliere regionale, né nei tavoli regionali né le volte che mi sono potuta sedere ai tavoli ministeriali, perché anche questo è successo, cioè anche la partecipazione ai tavoli ministeriali a volte ci è stata negata, devo dire anche questo, segno evidente di un grande imbarazzo, di una grande incapacità da parte delle istituzioni di dialogare con i lavoratori. E quindi arrivo alla tua domanda. Ecco, ho potuto
percepire, vivere sulla mia pelle insieme a questi lavoratori, con molti di questi lavoratori che avete visto sullo schermo, ormai c'è un rapporto di amicizia, un rapporto che va al di là dell'avvertenza, li conosco uno a uno, ci incontriamo, insomma c'è un rapporto veramente molto bello, si è instaurato. Ecco, l'incapacità da parte delle istituzioni, o meglio, la non volontà di dialogare, di trincerarsi dietro un muro che fa sentire il lavoratore al pari di che cosa? Di uno al pari dei tanti elementi produttivi che compongono il processo produttivo. Mi spiego. Il lavoratore, o una macchina, o un impianto, a questo punto sono la stessa cosa. Cioè, il lavoro, il valore del lavoro è il valore del lavoratore. Invece ormai il lavoratore è alla stregua di un impianto, di una macchina. Ecco perché allora il referendum che abbiamo proposto, per ridare dignità al lavoratore, perché altrimenti non si fa più differenza tra l'elemento lavoro, ossia lavoratore, e l'elemento impianto produttivo, macchinario, perché quando in un'azienda si fa il conto economico nei costi diretti, nei costi industriali, c'è il costo industriale del lavoro, i lavoratori, e c'è l'ammortamento della macchina, c'è l'ammortamento dell'impianto, i costi industriali. Beh, allora no, signori, io non ci sto a mettere il lavoratore alla stregua di un impianto e di un macchinario, non ci sto. Questi referendum servono a ridare dignità. Allora, quello che io ho sperimentato sulla mia pelle insieme a questi lavoratori, cioè il fatto di non essere nemmeno considerati come elementi umani nel mondo del lavoro e quindi non degni nemmeno di avere una risposta. Noi non abbiamo mai avuto il ministro, i vari che si sono susseguiti, quando c'è stato un ministro del Mise, perché per tanto tempo il Ministero dello Sviluppo Economico è stato senza ministro, è stato addirittura a questi livelli siamo arrivati, ma comunque tanto, anche quando c'è stato, la differenza non l'abbiamo vista e nemmeno oggi la vediamo, non la vediamo nemmeno oggi, perché se un ministro mi deve venire a dire, beh certo, la situazione è difficile, Alcoa, non è il Lazio, è difficile, e poi mi dice a distanza di settimane, ma io l'avevo detto che era difficile, l'avevo detto che era difficile trovare qualcuno che la comprasse. Beh, se dobbiamo pagare un ministro per dirci dello sviluppo economico, per dirci che la situazione è difficile, beh, questo l'avevano capito, i lavoratori l'avevano capito da sé, insomma, non c'era bisogno del ministro Passera super tecnico che ci venisse a dire che era difficile. Insomma, Carmine, arrivo al dunque, questi referendum servono a dare una dignità che certe istituzioni si sono permesse di negare ai lavoratori italiani, sia in termini di diritto al lavoro, sia in termini ovviamente di rappresentanza sindacale con l'articolo 8 del decreto legge 138 dell'agosto scorso. Quindi opera di Berlusconi e opera del ministro tecnico Fornero. Noi contro queste due aberrazioni a danno dei lavoratori, sia per la rappresentanza, sia per quanto sindacale, sia per quanto riguarda il riconoscimento come elemento portante della struttura produttiva e non semplice liquidazione. Non mi esaurire tutti gli argomenti. Come? Non mi esaurire tutti gli argomenti, ecco, se no poi... L'importanza di ridare dignità ai lavoratori che sono veramente l'elemento portante del lavoro. Grazie Anna Maria. Sicuramente questo è l'aspetto principale del referendum, questo restituire centralità al lavoro e dignità ai lavoratori. Però vorrei cominciare da qui, questa seconda parte. È indubbio che c'è anche un valore politico di questo referendum. Poi torneremo naturalmente ancora a parlare del valore specifico del referendum, del valore del referendum in sé, mi viene da dirlo così. Però abbiamo anche un valore politico forte del referendum, perché introduce un elemento di chiarezza
anche nella discussione politica. È uno di quegli argomenti in cui si deve dire sì sì, no no. No? Questo, tutto il resto viene dal demonio, no? Invece siamo un paese nel quale i ni si sprecano, i ni ma anche i nichi, diciamo. Quindi io vorrei partire da una domanda che voglio fare a Fausto Bertinotti, che l'attualità, io da vecchio cronista purtroppo non posso sfuggire all'attualità. La notizia di oggi è che Nichi Vendola, che è uno dei promotori del referendum sul lavoro, si è candidato alle primarie del PD. Ora, da te che sei stato, tra virgolette, il padre politico di Nichi Vendola, vorrei sapere un po' cosa pensi di questa candidatura e se a questo punto il referendum del lavoro può diventare un elemento discriminante anche nelle primarie del PD, perché sappiamo che nel PD ci sono tanti che sono contrari. Buonasera. La domanda è fatta alla persona sbagliata, per ragioni che tu intendi bene. Non si sente? Così neppure? Pronto, si sente? Così va bene? Grazie. Buonasera intanto. Dicevo che la domanda è fatta alla persona sbagliata. Una, per semplice clausola di stile, sono un ex e gli ex è bene che non si immischino nelle politiche da cui si sono ritratti. Ho deciso di non fare politica in prima persona in direzione, penso che ci sono tanti modi di fare politica, io ne faccio uno di questi tanti, ma non questa, diciamo, della direzione politica. Però, insomma, posso ugualmente rispondere senza essere reticente. Diciamo, dalla panchina puoi dire qualcosa? No, posso non essere reticente perché vorrei affrontare proprio una questione che indirettamente cade su questo punto, cioè cade sugli schieramenti politici, seppur indirettamente. Lo faccio indirettamente anche perché io penso, ma questa è un'opinione assolutamente partigiana, che oggi la salvezza non viene né dalle istituzioni né dalle forze politiche così come sono. Penso cioè che le istituzioni e le forze politiche istituzionali siano oggi sottoposte a un processo di corrompimento determinato essenzialmente da una specie di asfissia che è stata prodotta nei confronti della democrazia. Cioè in realtà noi viviamo in paesi che sostanzialmente non sono più democratici. Io non so, credo che tutti siamo colpiti dal fatto che siamo a pochi mesi dalle elezioni e tutti ci spiegano sostanzialmente che devono essere inutili. Cioè le buone elezioni sono quelle che sono inutili, cioè quelle secondo cui, fatte le stesse, tutto continua come prima delle elezioni medesime. Un uomo assai autorevole nel campo del commento politico italiano come Eugenio Scalfari ha detto pochi giorni fa in un dibattito televisivo: va bene, si vada pure a votare, ma il tracciato della politica dopo le elezioni è già definito. È una palla? No. È, a meno di grandi cambiamenti che io non vedo oggi nella politica organizzata e nelle istituzioni, così, perché il comando è nelle mani di una oligarchia europea che interpreta le esigenze del capitalismo finanziario, li interpreta fortemente, che ha sostanzialmente sospeso le democrazie, diciamola brutalmente. Se avessero chiuso il Parlamento 6 mesi fa, ci sarebbe stata una differenza con quello che è accaduto fin qua? Oppure no? No, non ci sarebbe stata. Non ci sarebbe stata. Perché le decisioni vengono prese dall'esecutivo e l'esecutivo prende le decisioni all'interno di un concerto che è quello della Troika, della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione Europea. Guardate, e chiudo, ma solo per darci l'idea, tutte le scelte vengono giustificate così. Il governo Monti non ti dice faccio questa cosa perché è giusta, faccio questa cosa perché devo difendere questi interessi piuttosto che questi altri, faccio questa cosa perché domani l'Italia deve... No, dice faccio questa cosa perché lo chiedono i mercati.
quando ha colpito le pensioni con il suo primo atto, ha detto che l'equilibrio del sistema pensionistico sostanzialmente c'era, ma i mercati chiedevano il prolungamento dell'età pensionabile. Quando ha messo in discussione l'articolo 18, non ha detto l'articolo 18 mette in crisi le aziende, come la Confindustria disse alla nascita dello Statuto dei diritti dei lavoratori, essendo smentita poi da tutti i fatti, disse invece me lo chiedono i mercati. Dunque siamo sotto la dittatura dei mercati. Allora io penso che vale la vecchia formula contadina che dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici ci penso io. Allora vorrei posare lo sguardo critico sugli amici, cioè sulle organizzazioni politiche e sociali che vengono dalla storia del movimento operaio. La mia opinione è che questa storia è arrivata a un punto di crisi drammatica e che queste organizzazioni stanno subendo una modificazione genetica che riguarda la loro natura. Non voglio sembrare stereofilo, oggi Le Monde pubblica 2 articoli importanti. Lo dico perché così non cado nella trappola di dovermi pronunciare su degli amici qui vicini, amici veri e propri, no? Parlo solo di amici metaforici. 2 articoli, uno in cui il più importante politologo francese spiega che il Partito Socialista francese e l'UMP, che è il partito conservatore, sono condannati a mettersi d'accordo. Cioè che la grande divisione storica della Francia, dalla rivoluzione giacobina in poi, destra-sinistra, non c'è più. E è sostituita dallo scontro tra quelli che vogliono questa Europa, questo processo costruente europeo, e quelli che vi si oppongono. Per cui il Partito Socialista di Hollande, che ha vinto le elezioni, dovrà mettersi d'accordo, e già lo si vede nel fatto che accetta il Fiscal Compact e che chiede al Parlamento di approvare il Trattato europeo, contrariamente a quello che aveva detto durante la campagna elettorale e, come sapete, sta già precipitando nei consensi, purtroppo, malgrado alcune misure che simbolicamente sono diverse da quelle italiane. Tuttavia la sostanza è questa. Il secondo articolo è di un gruppo di intellettuali e militanti francesi che dice dal governo non ci viene più niente. Dopo poche settimane abbiamo capito che questo governo in realtà non si discosterà molto da quello di Sarkozy. Per cui dobbiamo riprendere la via della mobilitazione nel Paese per mettere in discussione il caposaldo che imprigiona la politica, cioè il Fiscal Compact, la parità di bilancio, le politiche di bilancio, che sono oggi l'espressione del dominio di classe. Secondo me è così. O dentro il recinto o fuori dal recinto. Altrimenti tutte le alleanze, i giochi, le competizioni non servono a niente. Sì, naturalmente servono a decidere gli equilibri tra le forze politiche, questo sì, ma non decidono dell'occupazione e della disoccupazione, della precarietà o non della precarietà, della possibilità di adottare un nuovo modello di sviluppo, di precipitare con questo, di un rapporto diverso tra la vita e il lavoro. Non decidono. Quello è predeterminato. Perché nel passato non è stato così? Perché le istituzioni e le forze politiche facevano un gioco diverso. Vi faccio solo 2 casi. Uno la ricostruzione e l'altro gli anni 70. Oggi le crisi aziendali di cui qui abbiamo parlato sono determinate da 1000 ragioni. 1000. La prima delle quali è che c'è una crisi della domanda interna perché la gente non ha i soldi per comprare e quindi è difficile produrre solo per esportare. In un grande mercato come quello europeo, che è il più grande mercato del mondo, se i lavoratori pensionati, i pezzi importanti del ceti medi non sono più in condizioni di determinare una crescita della domanda, è evidente che tu produci una crisi della produzione. È abbastanza, non ci vuole, devi essere un genio. Se fai delle politiche di austerità, produci la recessione. Del resto è quello che sta accadendo. Benissimo, anzi malissimo. Non è la prima recessione e non è la prima crisi, sebbene drammatica. Durante la ricostruzione il Paese aveva una disoccupazione drammatica.
le fabbriche venivano attaccate. La storia sociale dell'Italia è disseminata di casi come quelli raccontati questa sera, va bene? Anche grandi fabbriche come le Reggiane, che sono diventate dei monumenti della lotta operaia. Qual era la differenza? Che quelli lì che lottavano non erano soli come quelli che lottano oggi, perché in quel tempo la CGIL lanciò il piano del lavoro. Si può discutere se gli obiettivi fossero giusti oppure no. Quello che è certo è che attraverso una mobilitazione generale sul piano del lavoro i braccianti occupavano le terre, i lavoratori delle Reggiane occupavano la fabbrica e non erano soli, ma erano dentro un grande movimento popolare. E il governo, seppur nefasto governo democristiano, aveva degli strumenti di intervento per l'economia, come le aziende pubbliche. E in molti casi le aziende che stavano per essere chiuse venivano nazionalizzate e requisite dal pubblico. Una delle maggiori aziende toscane, la Galileo, c'è un episodio famosissimo, quello della salvezza attraverso l'intervento di La Pira, no? Dopo mesi di occupazione, di lotte, di scioperi provinciali, venne salvata, adesso non vi racconto come, ma sarebbe divertente, anzi ve lo racconto, dall'intervento pubblico, dall'ENI di Mattei che comperò la Galileo, che altrimenti sarebbe stata chiusa, e funziona ancora adesso. Come fu acquistata su quelle lotte? Perché la Pira telefonò a Mattei, che era il capo dell'ENI, e gli disse: guarda, devi comprare la Galileo. E Mattei dice: no, non posso, le politiche industriali me lo impediscono. Tu ti intendi di chiesa e di fede, ma io mi intendo di fabbriche e di produzione. Le fabbriche e le produzioni, come gli uomini, hanno una vocazione, possono solo realizzare la loro vocazione. Se quella fabbrica fa meccanica fine, non le posso prendere io che mi occupo di idrocarburi. E lui dice, la Pira dice: no, guarda, qui siamo disperati, se questa fabbrica chiude Firenze va in crisi, quindi la devi prendere. Insomma, la storia si protrae finché la Pira dice a Mattei: guarda, non ti puoi sottrarre. E dice: perché? Perché io stanotte ho sognato la Madonna e la Madonna mi ha detto che tu comprerai la Galileo, e lui l'ha comprata. Il problema allora è sognare la Madonna. Qualcuno deve sognare la Madonna, altrimenti tu sei disarmato. Hai capito? Vuol dire, sognare la Madonna vuol dire che tu hai i rapporti di forza, i rapporti nella società, i rapporti politici che ti consentono quell'intervento. La differenza era, da un lato, il sindacato che si identifica con le lotte e costruisce un argine, piano del lavoro, e dall'altro un potere pubblico che, almeno se vuole, se sogna la Madonna, quell'altro interviene. Appunto. La Madonna. E chi se no chiusera la Madonna. Anche i comunisti sognavano la Madonna. Allora, la Madonna andava con tutti, non era, appariva a no, tutti. Ma la Madonna intende dire: non stiamo dentro la logica di mercato, c'è qualcosa che trascende il mercato, e questa cosa che trascende il mercato è l'accesso alla politica. Secondo, il caso degli anni 70, qui c'è gente che le ha vissute come me, anche se molto più giovani. Quando c'è stata la crisi petrolifera e poi l'attacco all'occupazione e poi le chiusure delle fabbriche o l'attacco alla chiusura delle fabbriche, il sindacato dei consigli, per fortuna fondato sulla democrazia e sulla partecipazione dei lavoratori, costruisce, oltre al conflitto e alla lotta sindacale, delle strategie che si chiamano di politica industriale, ponendosi un obiettivo che oggi diremmo anticapitalistico, è vero? Cioè contrattare il cosa, dove, come e per chi produrre. Cioè io sindacato, io lavoratore, non contratto solo il salario, contratto l'organizzazione della produzione e che cosa devi fare per rispondere ai problemi dell'occupazione. Solo per dare un'idea, che non era una stramberia, se alcune fabbriche della Fiat oggi stanno al sud, quelle che adesso chiudono, sono andate al sud non per benevolenza della Fiat, ma per la lotta sindacale
che ha organizzata quella allora che si chiamava in termine tecnico il plafonamento delle produzioni. Cioè tu a Mirafiori non puoi produrre più di questo. Quello che hai bisogno di produrre in più vai a fare a Termoli, vai a farlo a Pomigliano, perché qui oltre a questa produzione non la facciamo. Ma quello si inseriva in una cosa che era il piano di settore, cioè un intervento pubblico che a sua volta interveniva sull'azienda per portare. Così come non c'è il piano del lavoro oggi, e non c'è, diciamo, la Madonna, non c'è il sindacato dei consigli e il piano di settore. Quello che voglio dire è che noi non siamo condannati dal destino a queste condizioni, è che le lotte in difesa dell'occupazione sono disperatamente sole, disperatamente, e le lotte prendono anche queste forme estreme sino alla menomazione del proprio corpo, fino alla messa a rischio della propria vita, fino a scendere a 500 metri in una miniera e rischiare di inchiodati lì o su una ciminiera, perché il tessuto di socializzazione della lotta il sindacato ha abdicato a farlo. Io trovo che avere lasciato passare l'attacco alle pensioni e all'articolo 18 senza uno sciopero generale sia uno scandalo e una diserzione. Io penso così. E penso che le forze politiche della maggioranza che hanno consentito questa operazione si sono resi complici non della volgarità del tradimento, ma della costruzione di un processo politico e sociale che noi dobbiamo avere l'obiettivo di spezzare, perché senza di questo non c'è salvezza. E allora torno, e ho finito, il tema della democrazia. Per questo io penso che sia così importante il referendum, davvero molto importante. Tu hai detto, per ragioni che io condivido interamente, la dignità della persona che lavora, giustissimo, ma anche per due altre ragioni. Uno, la ricostruzione dei rapporti di forza. Oggi c'è una simmetria di potere a favore dell'impresa intollerabile. Non so chi ha detto il ritorno all'Ottocento, ma insomma siamo lì vicini. Siamo vicini alla prima rivoluzione industriale, cioè ai lavoratori con le mani legate e alle imprese con la totale libertà di fare tutto quello che vogliono. L'aggressione alla FIOM ha questo significato, un significato profondo. L'aggressione alla FIOM è l'aggressione a un sindacato che in un contesto così difficile pretende di rimanere autonomo e di avere una sua idea del lavoro, del processo produttivo e dell'organizzazione della società. È questo che è sottoposto a questo attacco. Ma se la FIOM resta isolata, vuol dire che c'è un difetto nel manico, nel sindacalismo confederale, che secondo me è ormai alla coda di un processo storico, e nelle sinistre maggioritarie, che sono diventate sostanzialmente sostenitrici di una linea di risanamento dell'economia che considera il lavoro una variabile dipendente. E questo secondo me è il punto cruciale. Il referendum lo mette in discussione, sia perché dice, oh guarda, che tu non puoi cancellare i contratti, la contrattazione, perché io difendendo l'articolo 18 riprendo la possibilità di difendere un potere che tu mi vuoi cancellare. C'è la difesa della mia dignità, ma c'è anche il fatto che tu non puoi licenziare chi ti rompe i coglioni, chi afferma la sua dignità, chi sciopera, chi è in grado cioè di farsi valere le sue ragioni contro l'ingiustizia. Tu invece lo vuoi sopprimere con la cancellazione dell'articolo 18 e io voglio ricostruire la possibilità di un potere dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo punto essenziale è alla base, secondo me, del referendum insieme all'altro, e ho finito, se la critica alle organizzazioni politiche e sindacali è quella che io faccio, il problema della ricostruzione della soggettività politica e sociale è un problema fondamentale e si può farlo soltanto riorganizzando la coalizione del lavoro sulla base della democrazia. E in questo c'è anche un elemento di innovazione rispetto a quella storia di cui ho parlato bene fin qua. Tutta quella storia era fondata sul fatto che al fondo il sindacato era titolare del diritto e della potestà di difendere i lavoratori. Per questo si poteva in qualche modo anche pensare
che la democrazia sindacale era bene, ma non era proprio così assolutamente necessaria, perché il sindacato e i lavoratori erano in fondo la stessa cosa. Ora noi abbiamo imparato che invece può non essere così, che un sindacato che non ha il consenso dei lavoratori può pretendere di fare un contratto, e glielo lasciano fare, che impone ai lavoratori ciò che non vogliono. Allora, per ricostruire una nuova soggettività, questo meccanismo infernale va spezzato, e va spezzato sul principio fondamentale ed elementare, che vale anche sul luogo di lavoro quello che dovrebbe valere nella società: una testa, un voto. Si decide attraverso il voto, decidono i lavoratori interessati, così come i popoli dovrebbero decidere qual è la politica che il Paese dovrebbe fare, anche se questo facesse dispiacere a quelli di Bruxelles. Grazie. Grazie a Fausto. Giorgio Airaudo, mi pare che Bertinotti ha posto una serie di problemi che sono al centro del referendum, cioè non solo la mancanza di centralità del lavoro, ma l'offesa del lavoro che si è determinata in questi anni. Ancora credo che tu, come noi, stiamo aspettando che qualcuno si scusi con i lavoratori della Fiat. Io dico soprattutto con quelli che hanno votato sì, sottoposti a un ricatto vergognoso, e tutti quelli anche a sinistra che descrivevano Marchionne come l'uomo della provvidenza, oggi non so se vi hanno mandato delle scuse. Forse è il caso che queste scuse si mandano attraverso il voto dei referendum. Allora, intanto anch'io buonasera a tutti. Io penso che la condizione che vivono le lavoratrici e i lavoratori in questo Paese è una condizione di solitudine, è una condizione che non si scopre improvvisamente con la crisi, è una condizione che è maturata nel tempo, dentro un processo. Poi questo processo ha avuto un'accelerazione, la vicenda Fiat, le scelte di ricollocazione di questo gruppo a livello internazionale hanno secondo me accelerato, e la crisi ha reso ancora più manifesta questa solitudine. Per risponderti, oggi pomeriggio è successa una cosa beffarda. Marchionne dalla Germania a un certo punto ha dichiarato che, come dimostra l'investimento di Pomigliano, 800 milioni di euro per produrre delle Panda che il mercato non gli compra, lui ha fatto bene a non fare altri investimenti in Italia, se no la Fiat sarebbe fallita. L'ha detto oggi pomeriggio, dopo che per 3 anni si è portato a spasso un paese, ma un paese e la sua classe dirigente e la sua classe politica, tranne alcune lodevoli eccezioni, molte presenti qui stasera in qualche modo, ma non moltissime altre per capirci, tranne alcune lodevoli eccezioni, si sono fatti in qualche modo prendere in giro, dopo aver diviso le lavoratrici e i lavoratori di Pomigliano e di tutti gli stabilimenti, facendogli decidere su qualcosa che non solo non era libero, ma era impossibile, facendogli decidere sulla rinuncia a un pezzo della propria salute, della propria sicurezza, come 10 minuti di pausa e 1 miliardo di investimenti per una nuova piattaforma, che sono cose che non sono assolutamente, non solo confrontabili, non sono scambiabili, non per principio, non lo sono neanche come valore materiale, da qualunque parte lo si prenda. Tutto questo è possibile per questa condizione di solitudine, per questo abbandono del lavoro, per questo aver considerato il lavoro una merce svalutabile, per aver pensato che le merci sono più importanti delle persone. E allora io penso che dal lavoro, da queste crisi, dalle battaglie che voi avete documentato, dalle tante testimonianze che ognuno di noi ha incontrato nei diversi ruoli, coi diversi compiti, emerge una domanda che trova una risposta, una delle risposte possibili anche nel referendum, ma che non può trovare tutte le risposte nel referendum, come è ovvio,
ed è una risposta che richiede che si costruisca una rappresentanza politica del lavoro ora, non in un tempo di là da venire, perché qui è ora che quella solitudine va contrastata, perché quella solitudine è fatta di licenziamenti, di chiusure di fabbriche, di perdite di diritti, di ricatti, cioè è una solitudine che riguarda le persone, non è un dato culturale, è uno spaesamento che riguarda un mucchio di uomini, di donne, giovani e anziani che noi incontriamo e che conosciamo, cioè è tra noi questa solitudine. Allora è qui è ora che va cercata una risposta. Il pregio del referendum è secondo me quello che intanto costruisce una rappresentazione possibile. Per esempio il referendum, grazie alla generosità, e non lo dico per piaggeria, dell'IDV, perché è un fatto oggettivo che aveva presentato il referendum e che poi, secondo me, saggiamente ha aperto alla possibilità che quei referendum non solo si possano fare, ma possano avere delle chance per pesare e per essere vinti. Perché non serve, guardate, ve lo dice chi in questi anni si è dovuto misurare molte volte con la testimonianza come unica linea di investimento per il futuro, ma noi non abbiamo bisogno di testimonianze, il lavoro non ha bisogno di testimonianze. Servono, sono utili, ti aiutano a difendere, ti aiutano a darti la possibilità di ripartire, ma tu hai bisogno di costruire un risultato. Allora il pregio del referendum, secondo me, è la cosa che immaginavi tu, che ipotizza che una coalizione per il lavoro, uso l'espressione che ha usato Fausto perché è un'espressione che sento mia, una coalizione per il lavoro sarebbe possibile, perché sull'articolo 18 e sull'articolo 8, sull'altro referendum, che è altrettanto importante, perché senza l'articolo 8 noi non avremo il contratto separato della Fiat, non avremo la possibilità che oggi Federmeccanica provi a chiudere un ennesimo contratto separato escludendo la FIOM e beffandosi di accordi confederali esistenti che teoricamente impedirebbero. Siamo addirittura al fatto che dei sindacati dicono: se viene quell'altro sindacato al tavolo e sono sindacati confederali, noi non ci sediamo. Che non è una cosa normale, non è la normale polemica, è qualcosa di più. Dico che quella degenerazione sta andando avanti, non si ferma, non si è arrestata, può scavare ancora di più. E la risposta purtroppo va trovata nella politica. Cioè io penso che i lavoratori rompono la solitudine se ricompaiono sulla scena politica, se contano. E il referendum ha la possibilità di rendere plasticamente visibile una potenziale coalizione, che, a dire il vero, per essere onesti tra di noi, e so che a voi piacciono i dibattiti franchi e onesti, è una coalizione che oggi non va oltre il referendum. Adesso bisogna dirlo, almeno in questo momento dato non va, perché alcuni di quei firmatari partecipano a delle primarie che sono fortemente condizionati dall'agenda Monti, che è un'agenda che non riguarda il lavoro, che è un'agenda che pretende che il lavoro venga in qualche modo schiacciato nell'uscita dalla crisi, che ne venga compresso, che non rimette al centro il lavoro. Di sicuro ha tutelato, come si dice, la finanza, ha tutelato una certa oligarchia e una certa idea di Europa, ma non ne costruisce un'altra a partire dalle domande dai cittadini e dei cittadini che lavorano, però ha quel pregio plastico. Ovviamente ha anche un effetto concreto, lo accennava già Fausto ed è utile sottolinearlo, all'effetto concreto difficilissimo, ma non impossibile, come ci dimostra l'esperienza dei referendum sui beni comuni, e io penso che il lavoro sia un bene comune oggi e vada considerato un bene comune se noi vogliamo ridargli un valore sociale e vogliamo costruirci una rappresentazione e una rappresentanza politica, ha anche il pregio di mettere in mano ai cittadini uno strumento per tentare, come si dice, davvero di ricostruire un equilibrio e per dare il tempo alla politica e ai lavoratori di riorganizzarsi nella politica. Questo è un passaggio, secondo me, che non può essere propagandistico ed è un passaggio che, secondo me, non sarà saltabile da chi ha sostenuto quei referendum
e dovrà trovare delle coerenze nelle primarie in cui ha scelto di partecipare. Lo dico io, non l'ha detto Fausto, anche perché ha una maggior similitudine generazionale. Io non sono padre, al massimo fratello e amico o compagno di Nichi Vendola, ma non padre, per capirci, e penso di poterlo dire da questo punto di vista. Le coerenze dovrà trovarle lui, non so come le risolverà, non so se ci saranno regole che lo consentiranno, però è evidente che i referendum hanno il pregio di tenere aperta quell'ipotesi. Volendo si potrebbe costruire una coalizione per il lavoro. Ovviamente una coalizione che dovrebbe risolvere tanti problemi, non sarebbe facile, e non solo problemi politici, anche problemi di proposta, perché non ci sono solo i temi del referendum in questa crisi, ci sono i temi del modello di sviluppo, di come coniughi. Sempre oggi, mentre venivo qua, c'è stato un incidente all'Ilva di Taranto. In una delle aree sequestrate un lavoratore ha avuto un grave infortunio. In una delle aree sequestrate c'è stato un infortunio. Cioè già una cosa pazzesca, solo dire la frase. Questo non aiuterà quel clima che contrappone un'intera comunità. Perché a Taranto, io ci sono stato, come molti altri dirigenti della FIOM, in questi mesi, a Taranto c'è un'intera comunità che ha raggiunto il limite di sopportazione nei confronti di un insediamento industriale. Lì non vogliono più la fabbrica. Il senso comune è questo. Poi hanno il problema di come campare e di come lavorare. Ma il limite di sopportazione, cioè non è una discussione ambientale quella di Taranto, è una discussione che riguarda come si coniuga ciò che produci, come lo produci e la comunità in cui inserisci quella produzione. È, come si dice, un elemento essenziale di democrazia sociale ed economica. Allora, quello è un altro tema che non può essere solo affrontato nell'emergenza, perché nell'emergenza affrontiamo il debito, nell'emergenza affrontiamo i problemi industriali. Bisogna in qualche modo uscire da quel concetto, e lo dico per sintesi e poi concludo, che secondo me il sociologo Luciano Gallino ha espresso molto bene, dicendo che spesso nella politica siamo prigionieri di una cattura cognitiva. Cioè ormai sono anni che noi ci misuriamo con soluzioni uniche, non ci sono mai alternative. La soluzione è sempre una, che devi pagare il debito, che devi affrontare i problemi, è sempre solo una la soluzione, non ce ne sono mai due, non puoi scegliere. Anche i lavoratori della FIAT sono stati messi di fronte a un'unica soluzione: o il lavoro o chiudo la fabbrica, cioè un'unica soluzione, non due. L'alternativa anche lì era finta. Allora, rompere questa rottura cognitiva è secondo me una responsabilità della politica. I lavoratori cosa fanno? Fanno quello che possono. E il pregio secondo me di un sindacato come la FIOM, forse l'unico ma il principale, ed è quello che ci viene riconosciuto, è quello di non averli lasciati soli. Perché io penso che un sindacato la prima cosa che deve fare è non lasciar soli le persone che rappresenta. Poi insieme a loro deve cercare di costruire le risposte, le soluzioni, le proposte, deve non restare solo, ma intanto non può lasciar soli quelli che rappresenta. Ed è qui che la democrazia diventa fondativa. Cioè, senza la democrazia non stai con la tua gente, non la rappresenti. Anche da lì devi uscire, ma senza la democrazia non la rappresenti. Ed è per questo che io penso che il referendum sia uno degli strumenti che ci siamo dotati, che ha evocato una possibilità di coalizione del lavoro. Non siamo ancora alle risposte, siamo alla possibilità di riorganizzare un campo, di ricostruire rapporti di forza. Siamo ancora lì, ma devo dire che qualcosa si è mosso anche grazie a questi referendum. Ovviamente deve succedere anche dell'altro, perché se quei referendum nella prossima campagna elettorale, nel prossimo esito elettorale, nei prossimi mesi restano da soli, rischiano di essere generosi ma non sufficienti. Ed è qui, come si dice, che noi abbiamo pensato e pensiamo di giocare anche un compito non direttamente sindacale, no? Perché adesso sostenere un referendum non è una priorità di un'organizzazione sindacale, può essere una scelta, ma non una priorità. Noi abbiamo deciso che diventasse una scelta. Grazie Giorgio. Ricordiamo che il 13
parte la raccolta di firme, e quello è essenziale perché tutti i discorsi politici che stiamo facendo, che sono importantissimi, su cui adesso voglio interrogare Maurizio Zipponi, diventano nulla se noi non raccogliamo centinaia di migliaia di firme. Cioè il valore dirompente di questi referendum sarà tanto più forte quanto più forti saranno le firme che si raccoglieranno. Però Maurizio, Giorgio ha introdotto un tema molto importante secondo me, cioè ha detto praticamente che questi referendum alludono a un qualcosa di più, a una costruzione politica. Ecco, l'Italia dei Valori ha promosso questi referendum, ha avuto, come ha sottolineato Giorgio, la generosità di aprirli agli altri, ma c'è la coscienza anche di questo ulteriore passaggio politico necessario, che io adesso non voglio banalizzare nell'idea di una lista alle prossime elezioni, non lo so, sicuramente dal fatto che questo momento di coesione attorno ai referendum domanda anche uno sbocco politico. Sì, innanzitutto grazie, perché la discussione è iniziata e sta diventando molto seria. Allora voglio provare a dire cose che aggiungono, perché non mi trovo in dissenso sull'analisi, quindi ciò che è uscito qui, e cioè il livello di solitudine, che è la grande differenza con la storia che abbiamo alle spalle, il livello di solitudine non solo di quei lavoratori di quelle fabbriche, ma sapete qual è la solitudine più grande in assoluto? È quella di un ragazzo che non sa da che parte girarsi per difendersi. Cioè io quando sono entrato in fabbrica a lavorare, un vecchio delegato democristiano della CISL mi prese e mi disse: adesso vieni che ti insegno a difenderti. Poi dopo io ebbi l'occasione di contestarlo, ma gli strumenti che mi consegnò nel difendermi, e cioè quello di eleggere il delegato sindacale, quello di fare le assemblee di gruppo omogeneo, di reparto e quant'altro, cioè gli strumenti di difesa mi furono consegnati. Oggi la solitudine più clamorosa è che un ragazzo e una ragazza che escono da un percorso formativo e si recano nel cercare lavoro si trovano privo di strumenti, non esiste il sindacato. E allora arriva un primo punto che provo ad interloquire, su quale provo ad interloquire, cioè secondo me, non essendoci più il contratto nazionale di lavoro, in Italia le organizzazioni sindacali confederali non si rendono conto, ma non ci sono più neanche loro. Non ci sono più. Perché quando tu sei un sindacato che non incide né sulle politiche industriali, né sulle grandi scelte di uno Stato sui temi delle politiche sociali, né difendi il lavoratore nella sua categoria, nel suo stipendio, nel suo carico di lavoro, nel suo orario, tu non sei più sindacato, cioè si rendono conto CGIL e CISL che sono diventati casta della politica? Se non se ne rendono conto rischiamo di non poter riorganizzare un'idea di rappresentanza che qui veniva richiamata. Ora, quindi l'incontro, poi proverò a dire subito della politica, però che Italia dei Valori ha avuto con la FIOM, con i movimenti diffusi, con il referendum del giugno dell'anno scorso, nasce non dall'articolo 18 e dall'articolo 8. L'incontro tra Italia dei Valori e le migliori esperienze di movimento nascono dalla questione democratica, e cioè da un punto di analisi che dice: se la libertà di un lavoratore e di un giovane è negata all'interno dei cancelli di un'azienda, di un ufficio o di un call center,
la libertà è negata anche a quelli che stanno fuori e prima o poi arriva addosso un macigno alla democrazia italiana. E quindi abbiamo, dopo che voi avete raccolto le firme di iniziativa popolare, a prima firma di Antonio Di Pietro, è stata presentata una proposta di legge in Italia che dichiara che il lavoratore deve essere libero di essere iscritto a un sindacato, il lavoratore deve essere libero di votare il proprio delegato sindacale, il lavoratore deve essere libero di votare un accordo e l'accordo vale se il lavoratore è d'accordo. Ora, la democrazia quindi è il punto di partenza per costruire quella che si diceva anche, Eiraudo diceva, è necessaria una rappresentanza nella politica nel mondo del lavoro, altrimenti non ne vieni fuori. E quindi la democrazia è il punto di partenza. Si è proseguito poi con il fatto che, Berlusconi non c'è più, non siamo più così vergognosi quando va in giro in Europa il Premier, eccetera, eccetera, parla un po' inglese, un po' italiano, bravo, bravo, sta di fatto che però la politica di Monti, non essendoci Berlusconi, è l'elegante prosecuzione di una politica di destra sul piano sociale. E quindi prosegue sull'articolo 18 e sull'articolo 8 che ha quei significati che dicevano. Vorrei però aggiungere di mio un punto di vista ed è questo. Secondo me l'attuale situazione di sospensione della democrazia in Italia, l'Italia è l'unico paese che non ha votato il governo che ha. La Grecia con tutti i casini ha votato 2 volte in un mese, con tutti che 2 volte in un mese, la Spagna ha votato, cambiato governo, in Francia hanno votato, cambiato governo. Noi, l'Italia, è un paese in cui esiste una sospensione della democrazia. Questo più il fatto che la crisi economica trova l'Italia senza strumenti di reazione né sul piano della politica industriale. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e stiamo cedendo i pezzi fondamentali della tecnologia, della ricerca, dell'innovazione di prodotto, dalla farmaceutica, come avete visto, alle telecomunicazioni e quant'altro. Stiamo cedendo il meglio della tecnologia alla Germania, alla Francia e agli Stati Uniti e stiamo mettendo in concorrenza i nostri lavoratori italiani con i lavoratori cinesi e indiani. È evidente che le due cose combinate, una sospensione della democrazia e una crisi del sistema economico insieme, sono la miscela più esplosiva per la democrazia e per la convivenza di un paese. Quindi è per questo che Italia dei Valori a Vasto, una settimana fa, ha provato a dire che noi vorremmo partecipare alla costruzione di una, diciamo così, di un rapporto, di un'identità sociale di chi non sta al gioco, di chi ricerca nella propria vita personale, nella propria vita associativa un'alternativa. Noi quindi vorremmo far parte come partito di una operazione, di una fase di costruzione di alternative di cambiamento. A cosa alternativa al cambiamento? Innanzitutto a quella che Fausto Bertinotti diceva, a quegli equilibri europei che decidono tutto a prescindere se il governo è in centrodestra o centrosinistra. Ma cosa aggiungiamo? Noi aggiungiamo che per un'Europa federale a cui noi crediamo è indispensabile non mettere in concorrenza i lavoratori italiani con quelli tedeschi, con quelli spagnoli, e quindi è indispensabile, io dico sì, vedere la Madonna, ma per la Madonna riuscire a darci anche degli obiettivi concreti e quindi dire il contratto europeo di lavoro è raggiungibile come obiettivo, cioè un contratto europeo che considera i lavoratori europei, lavoratori che hanno un minimo di salario comune, un massimo di orario di lavoro comune, un diritto fondamentale di libertà di decisione comune, quindi una dimensione europea, per precipitare in una dimensione anche nazionale che dice il contratto nazionale di lavoro non c'è più e noi stiamo a perdere tempo, non c'è più. Un contratto nazionale di lavoro sono 160, in Italia
con la deroga con l'articolo 8, cioè ognuno può derogare la legge del contratto, quindi in verità i contratti nazionali in Italia sono già 1.000, 2.000, 3.000, sulla base di quello che un imprenditore decide. Se non hai un sindacato che firma, che problema c'è? Tu lo inventi il sindacato, prendi uno, gli dici iscriviti al mio sindacato Paolo Rossi, lo iscrivi, gli fai firmare il contratto di deroga e è derogato. Quindi siamo in assenza di contratto nazionale. Perché non dice le cose come stanno? Non c'è più il contratto nazionale di lavoro in Italia. Quindi cosa facciamo? Torniamo a prima? Cioè dalla frittata si torna alle uova, o proviamo a pensare che per ricomporre anche nel mondo del lavoro una sana idea di conflitto per fare un accordo col mondo dell'impresa è necessario riorganizzare i lavoratori intorno a 4 grandi aree contrattuali: l'industria, il lavoro pubblico, i servizi, l'artigianato, quindi 4 grandi aree contrattuali, e poi riversare nella contrattazione aziendale territoriale la contrattazione delle condizioni di lavoro legate all'andamento dell'impresa. Questa idea quindi di avere una dimensione europea di una ricomposizione del mondo del lavoro, di pensare al contratto nazionale nuovo che tiene insieme i lavoratori dell'industria, di pensare di consegnare il potere di decidere, su di sé all'interno delle aziende e dei luoghi di lavoro, noi l'abbiamo chiamata vasto una necessaria rivoluzione. Non si può usare altri termini. Poi abbiamo aggiunto, perché in Italia sempre, diciamo così, siamo al folklore dal punto di vista comunicazione, abbiamo detto virgola gentile. Sì, gentile ma anche incazzata, cioè noi pensiamo che è indispensabile per il sistema italiano, per l'economia italiana, rimettere i lavoratori nelle condizioni di fare un nuovo patto col mondo dell'impresa. E non esiste un patto col mondo dell'impresa se tu non hai pari dignità di partenza, se non ti puoi difendere e rappresentare. E quindi un nuovo patto col mondo dell'impresa per far che cosa? Per dire: caro Marchionne, se hai deciso di prendere i nostri soldi e scappare negli Stati Uniti, avendo la residenza in Svizzera come è noto e pagandole lui le tasse poche in Svizzera, adesso non ci facciamo più prendere per i fondelli. Noi vogliamo discutere con l'impresa che in Italia vuole rimanere, noi vogliamo discutere con l'impresa che deve essere premiata se genera lavoro a tempo indeterminato, noi vogliamo provare a discutere con l'impresa che innova nella ricerca, che dà un'occasione a un giovane lavoratore di far valere il proprio percorso di studi, e vogliamo che in questo Paese la ricerca, l'innovazione, l'istituzione scolastica tornano ai loro valori. Ora, quindi, quello che voglio provare a dire è che il nuovo patto tra impresa e lavoro, democrazia nei luoghi di lavoro, luoghi della rappresentanza, non possono che rivoluzionare l'attuale sistema. L'attuale sistema deve essere totalmente cambiato. Ora, a questo punto finisco facendo una provocazione su me stesso e su nessun altro. A me in Italia oggi dire che un partito è di sinistra e un altro è di destra, a me non dice più niente. Io voglio sapere da che parte stai. Io prima voglio sapere da che parte stai, perché uno che è candidato nelle primarie di un partito che non mi ricordo come si chiama, che ha detto da sindaco di Firenze che lui considera Marchionne il più grande dirigente, diciamo, di manager italiano, per me può essere iscritto anche al partito di estrema sinistra formalmente, ma è di destra. Questo è il punto. Allora io voglio sapere da che parte stai, io voglio sapere che l'attività anche di azione che stiamo facendo ridefinisce in Italia. Ormai io ho sentito, ieri siamo stati in Campidoglio, c'era lì il famoso professore Inloden, del Presidente del Consiglio, c'erano altri, dove noi abbiamo provato a dire... Forse non ce l'aveva Maurizio. Dico, con sto caldo Inloden... Sì. No, lui ce l'ha sempre il Loden, perché l'inverno e l'estate lui col Loden. Perché? Perché rappresenta le banche devono essere fisse nei secoli nel loro ruolo. Quindi, però voglio dire, e concludo, che
oggi ognuno di noi deve avere il coraggio, io dico personale, io non voglio discutere niente, di rispettare la propria storia, personale e politica. Nessuno deve, come si può dire, fare cose che dice oddio chi ero, cosa facevo, per cosa ho combattuto, ho perso, ho vinto. No. Il rispetto della storia, diciamo così, innanzitutto del movimento operaio è totale, a tutto tondo. Quello che abbiamo davanti implica una ridefinizione del conflitto sociale, della rappresentanza, dei criteri di democrazia che fanno sì che la parola in Italia e in alcuni casi anche in Europa, destra e sinistra non riescano né a rappresentare le persone né a rappresentare gli interessi, ed è per questo che noi proviamo a gestire una provocazione. L'Italia dei Valori si pone come partito post-ideologico, e cioè proviamo a dire non che siamo contro l'ideologia, la si ricostruisca sulla base dei conflitti che nascono, di chi ha la capacità di conquistare una egemonia, di chi è capace di conquistare la democrazia come strumento efficace per ridare a chi ha di meno la dignità e il rispetto. Ecco allora che a domanda, scusa l'ho fatta lunga ma dovevo dire, alla domanda che facevi, ma l'articolo 18 è l'articolo di referendum, siete consapevoli che sono dentro un quadro politico di trasformazione del Paese? Accidenti, 3 anni di fatica per convincere quelli, anche noi siamo stati un po' soli, non dico non come gli operai della Fiat, non come la FIOM, però un po' soli come Italia dei Valori quando abbiamo detto guardate che Monti è la destra che avanza, invece ci hanno spiegato che Monti era diciamo il tecnico. Ecco, uscire dalla solitudine anche come forza politica e non omologarsi a chi oggi considera i fondamentali indiscutibili, ecco, essere così ha presupposto un po' di solitudine, però ci dà anche la forza di dire guardate che la vostra, signori oggi della Banca Europea, signori delle banche italiane, signori del governo italiano, la vostra non è una soluzione, perché voi portate il sistema Italia in un conflitto permanente irrisolvibile. Non regge nessuna democrazia mettere in conflitto un operaio italiano con un operaio cinese. Non arriverai mai a $100 al mese, e se arrivi lì arrivi attraverso una distruzione dei sistemi democratici. Ecco quindi che allora la forza della nostra analisi è di la vostra non è una soluzione. Certo dobbiamo piano piano ricostruire, poi certo dentro un processo che passa attraverso il referendum, passa attraverso la democrazia nei luoghi di lavoro, passa attraverso una costruzione di una politica industriale alternativa, passa il riconoscimento di un patto nuovo tra impresa e lavoro, ecco attraverso questo percorso alla fine i giornalisti avranno il compito di dire cos'è destra e cos'è sinistra alla fine di un percorso. Io adesso voglio sapere da che parte si sta, man mano si gioca la partita. Non voglio più essere parte di chi mi mette in un angolino e dice sei in una lista, sei in un'alleanza, dentro o fuori, sei alleato con Tizio o Caio senza sapere da che parte vado e con chi sto. Grazie Maurizio, mi sembra che se possiamo riassumere questa serata in un concetto, il concetto forse è che le vere primarie sono i referendum, cioè le vere primarie in cui i cittadini possono davvero scegliere, come dici tu Maurizio, da che parte stare, sono proprio questi referendum, perché abbiamo visto che sono referendum sul lavoro, ma intendendo il lavoro come il luogo nel quale si ricostruisce la democrazia di questo Paese, perché un Paese dove un operaio non può scegliere il suo sindacato, un Paese dove un lavoratore non può scegliere il suo contratto,
un paese dove i lavoratori sono continuamente sotto ricatto è un paese dove la democrazia entra in un momento di crisi forte, come tutti avete detto. Questo forse è il vero tema, il tema che bisogna sviluppare è quello di immaginare come questa mobilitazione dei cittadini possa alla fine diventare anche una risorsa, un'arma, come è stato per il referendum sull'acqua, sul nucleare, ai quali nessuno credeva. Anche in questi referendum all'inizio in pochi ci credono. Io penso che però man mano che si va avanti la schiera di quelli che credono in questi referendum crescerà, sarà sempre più forte e si imporrà come appunto il vero momento in cui si dirà da che parte bisogna stare, e credo che anche tantissimi elettori che magari non sono, i cui partiti magari non sono tra i promotori, sicuramente sono pronti a venire a firmare e a sostenere questi referendum. Io penso che possiamo salutarci con l'impegno a riessere qui insieme, a parte nei prossimi giorni per gli altri appuntamenti della Festa dell'Italia dei Valori. Sì, domani ce n'è già uno importante con Nicola Zingaretti e Antonio Di Pietro. Credo che, come tutti immaginate, ci saranno cose importanti da commentare. Poi sabato ci sarà l'appuntamento, tra gli altri appuntamenti, venerdì ci sarà l'appuntamento sulla libertà di informazione, sabato ci sarà l'appuntamento sulla trattativa, sulle questioni della legalità con tra gli altri Luca Orlando, Antonio Ingroia. Domenica chiuderemo con questo ricordo che vi abbiamo già preannunciato di Renato Nicolini. Ci saranno anche Giulia Rodano e Gianni Borgna, e penso però che possiamo dire che questa piazza continua idealmente nella piazza referendaria, che dal 13 ottobre in poi questa piazza si trasforma in una piazza referendaria, quindi penso che possiamo tutti considerare questa interessantissima discussione di questa sera come l'avvio della campagna referendaria che ci vedrà sicuramente impegnati. Grazie a Fausto, grazie a Maurizio, grazie a Anna Maria, grazie a Giorgio, grazie a tutti voi, buonasera.